Adesso ci rivolgiamo ad un mondo sempre affascinante come quello della musica e lo facciamo con il gradito ospite di questo pomeriggio che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Claudio Corrà, che è presidente del Circolo Controtempo. Buongiorno a lei, Presidente. Buongiorno, grazie dell'ospitalità e della cortesia che Telepadova ci concede. Grazie a lei. Siamo qui per parlare di una bella manifestazione, o meglio, di più manifestazioni, cercheremo di farlo anche nel ristretto tempo che ci è concesso. Claudio Corrà è il curatore di alcune rassegne molto importanti che stanno vivendo un momento di crescente successo, anche perché non solo hanno ospiti prestigiosi, ma perché si stanno, come si dice, radicando nel territorio. Presidente, cominciamo da Jazz and Wine Festival, ma soprattutto partiamo da un marchio che voi lanciate quest'anno. Sì, da quest'anno un'idea partita dalla vicepresidente del Circolo Controtempo, da Paola Martini. Abbiamo cercato di riunire sotto questo marchio di qualità, diciamo, di musica creata da intenditori e per intenditori. Abbiamo cercato di riunire delle associazioni storiche del Friuli Venezia Giulia che da parecchi anni organizzano. Quindi abbiamo contattato e stiamo collaborando con associazioni di Udine, di Trieste, di Pordenone, di Gorizia, in modo da unire, si usa molto il termine sinergia, certo, perché in questi momenti di difficoltà economica bisogna fare gruppo. Sì, è come dire fare di necessità virtù, ma unire le proprie forze anche per far fronte a delle difficoltà che sono contingenti. Intanto abbiamo delle belle immagini che ci ha fornito proprio lo stesso Claudio Corrà, che si riferiscono, ecco, a backstage o a momenti, insomma, delle esibizioni che animano queste rassegne. Quali sono le novità o le proposte, se ce le può riassumere, delle edizioni, o meglio, dell'edizione di quest'anno e in particolare delle rassegne che lei sta curando? Quest'anno abbiamo spostato alcune date per poter creare una continuità di concerti che, partendo la settimana prossima a Trieste, percorreranno tutta la musica jazz e non jazz per 2 mesi. Quindi ci sarà prima le nuove rotte del jazz al Teatro Mira di Trieste, che è stato presentato, poi lo storico Jazz and Wine, che è arrivato alla 16ª edizione, è il Jazz and Wine più vecchio, insieme a Montalcino, con cui abbiamo fatto un gemellaggio molto interessante che ci ha portato poi all'idea di creare in Friuli un'unione delle associazioni. Perché ricordiamo a chi ci sta seguendo, Jazz and Wine è l'accostamento di jazz e vino, tanto più in una terra come il Friuli Venezia Giulia, che, come dire, è la patria del vino in senso assoluto. Ci permettiamo non solo di spezzare una lancia, ma di definire proprio la culla, crediamo noi, del nettare d'uva forse più buono del mondo. Partendo appunto dall'idea della qualità e delle cose piacevoli, e quindi la musica e il vino, la zona ne è testimone, e una caratteristica proprio del Jazz and Wine, che viene apprezzata specialmente anche da turisti che vengono qui per 4 giorni, soggiornano. Anzi, quest'anno abbiamo un record perché abbiamo un abbonamento dal Sudafrica e quindi abbiamo tutto il record di lontananza degli altri anni. E quindi ci sono i concerti serali classici nel teatro comunale di Cormons, però durante tutta la giornata, dalla mattina alle 11 al pomeriggio, si gireranno nelle cantine con comunque degli eventi musicali di alta qualità con musicisti americani, stranieri dell'est, per unire appunto la degustazione del vino e dei prodotti locali con la musica di alto livello. Diciamo, sempre per usare termini, come dire, abusati al giorno d'oggi, è un modo per promuovere anche il territorio, visto che l'eccellenza che si chiama vino di questo territorio, che non è l'unica eccellenza del Friuli Venezia Giulia, ma in qualche modo lo identifica al di fuori dei confini nazionali, come dire, rassegne come questa riescono a coniugare aspetti diversi, garantendo e fornendo un vettore promozionale non indifferente. E difatti proprio quest'anno abbiamo un grosso interessamento della stampa diciamo, specifica che riguarda il turismo. Mentre prima venivano seguiti i nostri eventi dalla stampa che riguardava musicale l'ambiente, diciamo, artistico e culturale, quest'anno abbiamo parecchi contatti da parte di settimanali e mensili che curano espressamente l'aspetto turistico, e questa è una grossa novità per poter
avere uno sbocco futuro anche per la cultura. Aspetto non indifferente. Noi ringraziamo Claudio Corrà, presidente del Circolo Controtempo, pensate che nome anche interessante, Claudio Corrà musicista egli stesso, grazie per la sua presenza e soprattutto per le parole che ha speso a favore di queste rassegne molto interessanti, Jazz and Wine Festival, ma soprattutto Jazz Friuli Venezia Giulia come marchio lanciato quest'anno proprio per promuovere le varie rassegne musicali che contraddistinguono il territorio. Buon lavoro anche a lei e in bocca al lupo per la buona riuscita delle manifestazioni. Grazie a voi. Grazie a Claudio Corrà.